In Veneto c'è bisogno di aggregazione. Le imprese, anche le più piccole, devono lavorare a progetti comuni, pur mantenendo un certo grado di flessibilità e le singole peculiarità che le caratterizzano. Dopo i distretti, le reti di impresa riusciranno a garantire la necessaria competitività? C'è bisogno di aggregazione, cioè una piccola azienda non regge sul mercato internazionale. Questo è uno dei problemi che il Veneto oggi sta soffrendo, cioè chi soffre oggi è la piccola impresa. Bisogna cominciare ad aggregarsi e il tema non è io sono piccolo e vado avanti, ma il tema è io mi devo aggregare per che cosa, su quale progetto, con quale finalità e con quale modo. Quindi credo che l'aggregazione sia l'elemento vincente per il futuro. Intelligente questa, cioè i distretti, questa definizione dentro questo ambito, questo settore, con le reti di impresa che questi è un modo diciamo molto più agevole e flessibile dove dei singoli soggetti si ritrovano su un progetto, va bene, e si mettono assieme, uno può abitare a Venezia e l'altro a Verona, un altro a Treviso e l'altro a Vicenza, però su quell'obiettivo si ritrovano e costituiscono la rete di impresa per promuovere la loro attività e per fare tutte le azioni che ritengono utili. Io penso che il meccanismo che è quello di aggregarsi, di mettersi insieme su progetti precisi di lavoro, mettere insieme l'imprenditoria per dare un prodotto finito, per aggredire il mercato globale, sia uno degli elementi importanti. Le dimensioni delle richieste sono tante e tali che non riusciamo da soli a dare una risposta. Non so, cosa produciamo? 1 milione di mobili? In 7 giorni? Come facciamo? Cioè ci vuole una dimensione di impresa strutturata e la possiamo raggiungere mettendo insieme le specificità, le professionalità che già ci sono.